Presenti al territorio, Everdiso, 35esima edizione, siamo con Bai, 8-17 maggio, con noi la nostra carissima amica, presidente da Colloco, Erika Folador. Ben ritrovata Erika, Grazie. è un piacere averti qui. Come detto nell'inaugurazione, un piccolo evento ma che comunque ha bisogno di impegno da parte di tutti i volontari. Certamente siamo alla 35esima edizione di Everdiso e lo dico con orgoglio perché non è stato facile per chi ci ha preceduto portare avanti questa manifestazione, anche decidere, scommettere su questo prodotto. Come diceva il presidente Follador prima, sono partiti la Proloco e 4-5 produttori e oggi ne abbiamo 25, vuol dire che i produttori ci credono, ci hanno creduto, partecipano, sono qua oggi con noi e quindi vuol dire che la scommessa è stata vinta. Per noi ovviamente il Verdiso è, rispetto alla festa dei marroni, una piccola manifestazione, ma richiede comunque un impegno notevole da parte di tutti noi volontari. Non è facile mettere insieme tutti gli ingranaggi, non è facile comunque mettere d'accordo insomma, tutte le esigenze che ci sono, anche perché oggigiorno i visitatori sono sempre più esigenti e tengono alla qualità e quindi dobbiamo anche essere in grado di offrire un servizio che sia sempre più performante. Noi ci crediamo, la squadra è rodata e forte e quindi andiamo avanti col Verdiso. Combai in modo particolare ha questa forte capacità di creare comunità. C'è un gruppo di volontari che ha un senso proprio forte di appartenenza alla terra ed è proprio, lo dico sempre, Combai è una dimostrazione di come una comunità, seppur piccola ma unita, faccia grandi cose per il proprio territorio, accoglie, promuove, racconta la propria identità e lo fa sempre con grande spirito di appartenenza, con orgoglio, e questo fa sì che questi siano i risultati, che sono sempre positivi. È una grande regione, lo dicevo nell'intervento inaugurale della mostra del Verdiso, una regione che è leader in tantissimi settori, dall'asparago al vino, alle carni di coniglio, alle carni stesse e ai formaggi. Una regione però che ha una forza dal punto di vista dell'imprenditore incredibile, che la politica deve in qualche maniera seguire, anche copiare a volte in termini di caparbietà e di velocità di azione, perché la forza di queste aziende agricole, ricordo solo 26.000 aziende ci sono in Veneto che fanno vino o che fanno uva. Questa forza di queste aziende deve essere accompagnata da una forza anche dell'ente pubblico. Non può l'ente pubblico incasinare la vita, ma deve aiutare la vita. Ecco, per questo io cerco di essere presente in tantissime iniziative per incontrare, per sentire, per ascoltare i problemi degli operatori. Anche oggi mi sono fatto una serie di agendine con dei punti, non risolverò tutto, magari metà, ma sempre metà è un bel risultato. Legare la parola prosecco a un territorio che lo produce è per noi fondamentale. Sappiamo che l'origine, la terra che produce è importante ancora più che il nome. Verdiso, manifestazione incredibile, volontà di tenere un vitigno che per la denominazione Conegliano Valdobbiadene è un vitigno che si può usare, considerato minore, che può essere contenuto nel Conegliano Valdobbiadene fino a un massimo del 15%, però dislocato all'interno del vigneto di Glera. Ci sono dei luoghi come Combai dove l'orografia, il clima, la quota consentono al Verdiso di esprimersi in modo incredibile, ma io mi faccio una domanda: chissà che un giorno, invece che avere le viti di Verdiso sparse all'interno dei vigneti di Glera, potremmo immaginare di avere dei vigneti specializzati a fare Verdiso
vinificarli separatamente e poi mettere insieme i vini, con una capacità che hanno oggi gli enologi del territorio di creare le cuvée fra varie provenienze della stessa glera dentro ai vari 15 comuni e 40 frazioni del territorio. La capacità di questi enologi si può esprimere anche attraverso l'uso del Verdiso, che comunque è prodotto internamente all'area del Conegliano Valdobbiadene. Prima di tutto le Proloco oggi nel Veneto sono oltre 590, stanno crescendo in modo molto esponenziale. L'Umbria Veneto cerca in qualche modo sempre di aiutare il Proloco nell'aspetto semplificazione. Stiamo facendo una battaglia molto forte per far riconoscere il Proloco che le attività che fanno, la classica sagra nobile, diventi la sagra di interesse generale, perché lo è. La testimonianza è la Proloco di Combay, che oggi promuove il Verdiso, un vino locale, quindi la tradizione e le radici sono ben radicate in questo territorio. Oggi riconoscere il Proloco, questa attività qua, è un fattore sociale, di comunità, ma non solo. Secondo me partiamo da questo presupposto, perché il Proloco sono ben radicate nel territorio e secondo un punto di vista oggi dobbiamo tutelare questi volontari, pur rispettando le regole, ci mancherebbe altro, però tutelarli e dare la boccata di ossigeno che giustamente si meritano, perché non siamo attività commerciali, siamo promozione del territorio, lo ripeto, di cultura, tradizione e anche enogastronomia. Oggi è importante questi tre elementi che vengono condivisi di interesse generale, perché lo sono tutti gli effetti. E i nostri utili di Proloco vanno a finire ancora nella comunità locale, quindi nel sociale, nell'investire, nel continuare a far raccordare i giovani, gli adulti, gli anziani, perché facciano sinergia di stare insieme e di condividere un percorso oggi che è fondamentale per far crescere l'aspetto sociale di un paese. Il nostro programma da qualche anno si consolida su alcune basi. La passeggiata tra i vigneti con i pit stop nelle aziende agricole di Combay e le nostre serate enogastronomiche. Va di modissima e sempre full la cena con le erbette, e poi l'altro piatto per noi forte, che lo facciamo ormai da 25 anni, è la frittura di pesce a mezzogiorno, dove tutta Combay ci dimostra il suo affetto, perché abbiamo 150 a sporto, quindi la gente viene e noi sappiamo che la seconda e la terza domenica a Combay si mangia il pesce fritto della Proloco, quindi vuol dire che il prodotto è buono. Quest'anno facciamo sempre ovviamente le degustazioni. Quest'anno, visto che le nostre colline e il Vulture sono città italiana del vino, facciamo una degustazione giovedì con i vini del Vulture, una sorta di gemellaggio per conoscere insomma i nostri partner di città italiana. In particolar modo era giusto essere qua a Combay perché rappresenta forse una delle eccellenze da sempre delle Proloco trevigiane, perché la Proloco di Combay è una Proloco che ha fatto la storia della promozione nel territorio trevigiano, non solo dell'alta marca ma in tutto il contesto della marca trevigiana, quindi credo che oggi la presenza sia anche questa, nonostante le difficoltà che possono vivere i Proloco da un punto di vista burocratico, però è altrettanto vero che, come si diceva nella presentazione che è stata fatta all'inizio della mostra, i comuni, province e regione sono sempre al loro fianco. La promozione di questa eccellenza, che è una tra tante, perché poi soprattutto qui a Combay, che è noto per i marroni, ma sicuramente è un'occasione questa della mostra di convivialità, di condivisione, ma anche di conoscenza della nostra terra, delle nostre bellissime colline, che meritano assolutamente di essere visitate, e quindi vi aspettiamo. Noi vi aspettiamo a braccia aperte. Il prossimo weekend abbiamo sempre il nostro piatto principe, la domenica,
la frittura di pesce e 2 passeggiate. Una col produttore, perché crediamo che sia bello andare nel vigneto insieme al produttore che ti spiega tutti i segreti di quello che fa, e una passeggiata con Giovanni Carraro, e il sabato pomeriggio invece un'altra passeggiata per scoprire delle stalle che sono state, grazie a un progetto del PNRR, sono state ristrutturate e messe a disposizione della collettività da 4 famiglie di Combay, quindi ben volentieri vi aspettiamo il prossimo weekend. Quindi avete capito benissimo, prossimo weekend non avete scuse, tutti qui a Combay a venire a trovare Erika e tutti i suoi volontari che sapranno offrirvi un buon calice di Verdiso e tanto cibo buono del nostro territorio, tante passeggiate e tanto sole, perché sicuramente questi saranno weekend baciati dal sole e la Pro Loco ne è un esempio lampante. Quindi buon lavoro a tutti quanti, portalo anche i tuoi colleghi volontari, noi ci vediamo la prossima volta, vi aspettiamo qui a Combay.